L'accoglienza dei profughi afghani, il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu. Pisu, ieri la tragedia che ha ferito tutta la cittadina, tutta la comunità, però la risposta oggi è stata verso la positività, verso la fraternità, l'umanità non è stata dimenticata. Sì, esatto. Ieri è stato un giorno drammatico, oserei dire, e oggi lo stiamo vivendo e metabolizzando anche nella sua tragicità. E, ci porta a fare delle riflessioni importanti relativamente a quella che è la fragilità umana. Però l'essere umano ha anche una grande risorsa, che è quella di riuscire come dire, a superare i momenti critici e bui e mettersi a disposizione subito per i fratelli che che non stanno bene, che sono meno fortunati di noi. E oggi è successo proprio questo. Oggi abbiamo aperto le porte, il cuore alla comunità afghana, quindi oggi 15 nostri fratelli afghani verranno a far parte della nostra comunità. Questo incontro è stato proprio fatto e voluto, fortemente voluto da me, e da Don Marco e da Monsignor Batturi, proprio per mettere in relazione questa voglia di creare comunità e di creare anche tutti i presupposti perché questi fratelli afghani che hanno vissuto e anche patito una situazione complessa nel corso di queste ultime settimane possano, come dire, vedere uno spiraglio di luce e riappropriarsi della loro dignità e della loro libertà. Grazie mille.